appena compiuto 70 anni ed è in gran forma. Suonando il piano e dirigendo la sua band, Michael Nyman ha fatto scivolare 100 minuti filati, tenendo tutti incollati alle sue spalle. Alla Fenice di Venezia, per la prima volta, il compositore inglese, minimalista e barocco, ha portato un programma inesorabile, proprio come la corazzata Potjomkin, per la quale ha composto una nuova colonna sonora. La proiezione del capolavoro di Sergei Eisenstein, secondo i critici il film più bello della storia, è stata preceduta da un set di brani composti da Nyman per il cinema. Apertura col potente Car Crash dallo Zoo di Venere, Nyman e la sua band, quartetto d'archi, basso elettrico, fiati e ottoni, sono un tutt'uno, un muro sonoro alto e compatto che investe seduttivamente il pubblico. E dopo lunghi minuti di applausi a chiamare un bis che non è arrivato, Nyman è ricomparso fuori dalla Fenice, in campo, per la gioia dei suoi fans e anche nostra. Veramente è la sua prima volta alla Fenice, è la prima volta che può suonare in questo teatro ed è la prima volta che entra alla Fenice ed è veramente entusiasta del luogo e del pubblico. Never played here, never set foot in here, never seen a production. Com'era l'acustica? The acoustics were fantastic. Allora, dice che la cosa fantastica della Fenice è il set e che gli è dispiaciuto molto essere dare la schiena al teatro e al pubblico e che certamente sarebbe stato un elemento di distrazione. Sappiamo che Eisenstein desiderava una musica nuova ogni 20 anni per dare vitalità e attualità alla sua Potjomkin. Nyman l'ha accontentato, difficile far meglio.